Operai al lavoro per installare le luminarie in una Treviso che si appresta a vivere un Natale sicuramente diverso da quelli passati. E anche questo sabato ha un'atmosfera particolare, il primo con la nuova ordinanza regionale che consente di svolgere attività motorie e passeggiate al di fuori di strade e piazze dei centri storici. E i trevigiani sembrano aver rispettato le misure. Il movimento certo non è mancato, soprattutto in tarda mattinata, con molti cittadini che hanno raggiunto il centro per qualche commissione, tutti però con mascherine indossate e senza particolari assembramenti. Io vado a pagare il telefono perché non sono riuscito sul terminale. Ci voleva questa stretta, ancora di più. Io mi ritiro alle 17 di sera col tramonto. Ma è soprattutto chi in centro lavora ad aver notato con molta amarezza il calo di presenze. C'è meno movimento, essendoci molti centri commerciali e molti negozi grandi chiusi, e quindi giustamente c'è anche meno gente. Mi preoccupa un po'. Sì, ci preoccupa, però vista la situazione è giusto, se è l'unica soluzione è giusto adeguarsi. Malissimo, Poca gente! non c'è nessuno, comincia a muoversi adesso ma non si può lavorare solo un'ora. Stamattina non c'era nessuno, d'altra parte se consigli vivamente di stare a casa la gente non esce. Fateci morire con tranquillità senza darci nessun aiuto, siamo qua. Vicino ai commercianti il sindaco Mario Conte, che già di prima mattina ha girato per le vie del centro, prima al mercato, poi tra le piazze per vedere di persona la situazione. L'obiettivo dei sindaci è quello di vedere le proprie città piene. Oggi invece vedo una città semivuota che dal punto di vista sanitario è un bel messaggio che i trevigiani stanno dando. Ovviamente il primo pensiero va ai commercianti, ai banchi del mercato che oggi non hanno potuto venire, a tutte quelle persone che in realtà con i turisti, con i cittadini ci lavorano e mantengono le proprie famiglie. Quindi ci piange il cuore, però devo dire che la città ha risposto bene.